Si avvicina la data delle elezioni europee, ne parliamo con il segretario regionale dell'Italia dei Valori, Salvatore Messana. A Caltanissetta si vota sia per le comunali che per le europee, quindi è ovvio che l'attenzione è spinta sulle amministrative e molti stanno trascurando il fatto che le elezioni europee sono elezioni strategiche, importanti, dalle quali dipenderà probabilmente il futuro dell'Italia, della Sicilia, tutte le problematiche inerenti ai temi dell'immigrazione, ad esempio, dell'economia, dei fondi. Quindi io credo che non vanno assolutamente sottovalutate. E avverto che purtroppo i partiti politici, le liste, spesso parlano di questioni che non hanno niente a che fare con le tematiche che riguardano il Parlamento europeo. Si parla di questioni locali, si parla di questioni nazionali, si parla di tasse da mettere e di tasse da levare e nessuno dice quello che vuole fare, quello che farà in Europa. Noi siamo assolutamente critici, per esempio, per ciò che non ha fatto la Sicilia e l'Italia e che avrebbe potuto fare con i fondi europei, ad esempio. Il governo Crocetta non si è distinto positivamente sotto questo aspetto, così come non si era distinto positivamente il governo lombardo. Bisogna cambiare tutto. Per questo noi chiediamo di andare a votare, di votare con consapevolezza e chiediamo anche di dare la possibilità a un partito come Italia dei Valori di essere presente nelle istituzioni, perché è una voce che manca. Noi non vogliamo raccogliere il voto di protesta, noi vogliamo far cambiare le cose facendo delle proposte e cercando di incidere con le iniziative parlamentari e legislative. Il dovere civico del voto è sentito sempre da queste parti? Non sempre devo dire, perché anche dalle nostre parti l'astensione è molto elevata, il rischio dell'astensionismo c'è tutto. Io credo che questo è il momento nel quale ciascuno di noi deve assumere un impegno, che è quello di porsi la domanda che cosa può fare ciascuno di noi per la comunità, cioè con la propria candidatura, col proprio impegno politico, nella propria vita di tutti i giorni. Non votare significa lasciare ad altri la possibilità di esprimersi, quindi io credo che sia utile andare a votare e ciascuno esprime il voto con la piena consapevolezza per chi